Alimentata dal caro energia, l'inflazione sta erodendo i risparmi anche delle famiglie venete. 8 miliardi e 300 milioni di euro e quanto secondo i calcoli dell'ufficio studi della CGA di Mestre perdono i risparmi dei veneti a causa di una crescita dell'inflazione stimata per il 2022 all'8%, che genera una drastica decurtazione della dimensione economica reale del deposito bancario. Certo, una piccolissima parte di questa perdita di potere d'acquisto verrà compensata dall'aumento degli interessi sui depositi, ma il conto da pagare rimane pesantissimo e colpisce maggiormente le famiglie meno abbienti. Le famiglie più penalizzate in Veneto sono a Padova, Verona e Treviso. A Padova si registra una perdita di potere d'acquisto pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro, Treviso è poco sotto 1 miliardo e 570 milioni. A Venezia la perdita è per così dire più contenuta, 1 miliardo e 320 mila milioni. Bisogna sterilizzare l'aumento del prezzo del gas prima che sia troppo tardi, altrimenti, tra le altre cose, rischiamo un crollo dei consumi che costringerà molte imprese a chiudere definitivamente, anche perché fiaccate da bollette sempre più care. Anche lo Stato patisce l'inflazione, ma nel frattempo l'incremento del gettito riscosso è stato sostanzioso. Nei primi 8 mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le entrate tributarie e erariali sono infatti aumentate di oltre 40 miliardi e mezzo di euro. Merito, secondo la CGA, del decreto rilancio e del decreto agosto, ma in particolar modo degli incrementi dei prezzi al consumo che hanno spinto verso l'alto il gettito dell'IVA.